Io ho comprato questo libretto per me e mi sento di, l'unica cosa, poi ognuno ha, di consigliarvelo, perché è la storia, si chiama The Fred Factor, è la storia, è qua, quindi potete fare le foto dopo, The Fred Factor, basta non ciulatemelo perché è raro, costa anche poco, quindi. The Fred Factor racconta un po' quello che stiamo raccontando noi in questi 2 giorni. C'è un consulente americano, che è quello che l'ha scritto, che un giorno si è chiesto, Fred è il mio cambio casa, adesso non voglio fare lo spoiler, però il punto è questo, Fred è il postino e si dice perché quando Fred mi porta la posta io sono più felice rispetto a quando la posta me la porta un'altra? E lì c'è il tema di che cosa trasferisce Fred, quindi quale sfera va a contattare Fred. E secondo me è piccoletto e breve, c'è anche in italiano su Amazon, però racconta in poche pagine l'essenziale rispetto al tema del che cosa ci tocca perché andiamo da una parte piuttosto che dall'altra. Perché? Non c'è Joseph? No, allora posso dire una roba che non sente. Perché le motivazioni di cui lui ha parlato, è vero, ci sono tutte, però spesso le persone le hanno anche in modo inconsapevole. E quindi il tema è un po' questo. È vero, se io le porto a galla, probabilmente oltre a quelle non riesco a dire, o comunque se sono quelle con diverse sfumature. Però il nostro problema quando io faccio un qualcosa per qualcuno è che non sempre chi è davanti è consapevole della sua vera motivazione. Infatti nel coaching si usa una metafora che è, non la dico perché è troppo lunga, qual è il tuo vero Topo Gigio, perché una volta c'era un bene di largo consumo che era venduto e dopo 5 punti uno aveva il Topo Gigio. Quando ha smesso di regalare il Topo Gigio le vendite sono calate. E là si è capito che il vero obiettivo non era il bene del consumo, ma era il Topo Gigio. Quindi ogni tanto io uso, dico io, mi assumo la responsabilità, non so se la usi anche tu, io uso questa metafora, qual è il tuo vero Topo Gigio? Cioè qual è il vero obiettivo? E quindi, usando un termine che si usa in Gestalt, no? La differenza tra in figura e in secondo piano. Spesso qualcuno ha una motivazione in figura, ma in realtà c'è una motivazione dietro che è forse più importante rispetto a quella in figura. Quindi la distinzione di ciò che è in figura e ciò che è in secondo piano è molto importante. E quindi in questo libretto The Fred Factor racconta che cosa si aspetta uno da perché lui dice mi sta consegnando solo la posta. Cosa c'è dietro questo suo modo di consegnarmi la posta rispetto a un altro? Chiuso la parentesi, volevo lasciare la parola a Dirk che mi ha chiesto un secondo, un approfondimento che io condivido pienamente in anticipo rispetto a questo tema qua. 2 minuti, 3, quello che serve. Okay. If you look at this is the way you are supposed to design your project. This is how you should do it. Questo è il modo in cui dovete lavorare. E vorrei aggiungere qualcosa, chiedere cosa considerare, cosa guardare. E questo lo rende chiaro. Considerate queste 350.000 persone? Sente male. Attenzione, ve lo dirò in italiano. Persino meglio. Arrivi. 350.000. Ok? Moltiplicato con il numero di notte. Moltiplicato con il numero di spesa, spendings, euro.
face il totale. Turnover in English. Giro d'affari. Corretto? Sottrazione. Importi. Imports. Sottrazione. Interessi. Capital interest. Face. Reddito. Redditività, margine. Income. Reddito. Redditività. Income è il fatturato. All right, income. Okay, finito italiano. We know this number. We don't know this number exactly. We don't know this number exactly. We don't know this. We don't know that. We don't know that. But if you design your projects along these lines, how they should be, you could always ask the questions, and where can we hook in? Because you can hook in here by simply increasing the number of arrivals, which would mean more people on the island. But you could also, and that is the point behind this, try to increase the number of nights, the number of spendings. You can try to reduce the interest. You can try to reduce the imports, simply having more money staying on the island. Allora, ve lo dico io. Dirk ci sta dicendo che adesso ve lo dico in italiano. Ah, ok. Va bene. Voi avete capito? Ah, ok, allora va bene. Il tema è: ci sono tante variabili su cui lavorare. Io volevo aggiungere una cosa. Sì. Anche i voli. Bisogna incrementare i voli anche in periodi di bassa stagione per aumentare quel numero. Però qua tu sei già sulla soluzione. Questi sono i risultati attesi. Poi tu mi stai dicendo, per aumentare questi devo aumentare i voli, no? Oppure anche il night spending, perché se io ho più possibilità di voli. Però sei già sulla soluzione, sei già sul progetto. Quello che Dirk vuole dirci è che occhio che possiamo aumentare il numero di persone, ma anche il potenziale di ogni singola persona. Se mi rimangono fissi 350, però io triplico le notti che spendono, beh, ho già... Quindi era questo Dirk mi diceva, attenti a non cadere nel tranello di puntare solo alle singole persone. Infatti, spiegavo, io che vengo un po' dal trasporto aereo e un po' dall'alberghiero turismo, capisco i due modi di ragionare. Nell'alberghiero non parlavamo mai di persone, ma people per night, delle presenze. Nel trasporto aereo invece si parla solo delle persone. Quindi a seconda di quello che io voglio devo usare una grandezza piuttosto che un'altra. Chiaro? Posso andare avanti? Va bene. Thanks a lot. They understand and they... My Italian was not good enough. Ok, allora adesso vediamo un po' qual è il modello che noi proponiamo per fare un progetto. Quindi incominciamo a prendere tutto quello che abbiamo visto in questo giorno e mezzo, come facciamo un progetto. Dopo noi faremo questa cosa qua, un dettaglio di ordine tecnico. Smontiamo l'aula e ci saranno 6 tavoli, perché i gruppi saranno 6. Ok? Alla fine di questo intervento io chiederò chi di voi si sente di fare il capogruppo. Ne ho bisogno di almeno 6. E funzionerà così. Una volta definiti i 6 capigruppo, al ritorno dal pranzo i 6 capigruppo andranno sui loro tavoli e tutti gli altri sceglieranno in che gruppo sedersi fino a esaurimento. Ogni gruppo può avere 6-7 persone. Quindi se Pino è capogruppo, a me piace lavorare con Pino, arrivo per 8º,
significa che non lavoro con Pino, vado da Giorgio che magari ne ha solo 5. Capito? È uno dei tanti modi per formare i gruppi. È tutto chiaro la dinamica? Quindi iniziate a pensare, ho bisogno di 6 candidati. Se ne ho 7, prenderò i primi 6. Quindi alla fine chiederò 6 persone che si candidano a fare i capigruppo. Ovviamente sono persone che magari hanno già in testa un progetto che poi però dovranno condividere col team. Allora, qual è il modo che noi indichiamo per... Allora, noi l'abbiamo chiamato questo circolo della fiducia, no? Perché noi quando uno lavora in un progetto deve creare fiducia di 2 tipi. Nei membri del team, di 3 tipi. Nei membri del team, in tutte le persone integrate che concorreranno a fare questo progetto e poi nel cliente finale. Come si fa a costruire fiducia e quindi quali sono i passi operativi per fare un progetto? Sono 6. Primo, obiettivi. Quindi la prima parte del lavoro, quella che probabilmente faremo oggi, non riusciremo ad andare oltre, perché già questa, come dicevo, è molto lunga. Ogni gruppo sarà chiamato a definire un titolo e l'obiettivo del suo lavoro. L'obiettivo deve essere chiaro, senza alcun tipo di... scusate. No, perché devo vederlo. Io sono un tipo controllante, se non so che ora è. Allora, quindi il primo passo, e poi vedremo anche uno schema che noi abbiamo elaborato per definire l'obiettivo, è definire l'obiettivo. Dentro l'obiettivo ci sta tutto quello che io voglio rispetto al mio progetto. Quindi non è un lavoro semplice, perché va sintetizzato in 10 parole per l'esposizione, ma dietro quelle 10 parole c'è un accordo completo, senza, come diceva il Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood, senza alcun tipo di misunderstanding per i membri del team. Perché questo? Perché se io poi devo andare a venderlo sul territorio, quindi faccio un progetto, che ne so, di guida archeologica in mezzo alle vigne e quindi dovrò ingaggiare 4 produttori di vini e 5 custodi dei nuraghi, io devo avere chiaro in testa io cosa voglio fare. Quindi la chiarezza degli obiettivi serve sia per i membri del team, perché voi lavorerete anche in remoto tra voi, quindi aver chiaro in testa che cosa vi aspettate dal progetto è importante. Questo metodo dal nostro punto di vista vale un po' per tutte le organizzazioni, adesso ne parliamo per il progetto, però la chiarezza degli obiettivi è importante, perché io dicevo a uno dei miei capi, tu non puoi dirci che l'obiettivo di quest'anno è correre, perché mentre tu dici che l'obiettivo è correre, io sto pensando che devo allenarmi sui 100 metri, l'altro sta pensando che deve allenarsi sulla resistenza, quell'altro sta pensando che con correre tu intendi che dobbiamo essere in forma. Tu devi specificare correre per e che cosa intendi veramente, perché solo se io capisco cosa fare, la posso fare. È la scoperta dell'acqua calda. Però la mia esperienza più di 20 anni nelle organizzazioni mi porta a dire che la maggior parte delle organizzazioni falliscono proprio in questo punto, perché non si capisce qual è il vero obiettivo. E con questo non voglio dire che esistono obiettivi giusti e obiettivi sbagliati, ma esistono obiettivi chiari, quindi la differenza, quindi assenza di giudizio, non è il giudizio che ci interessa, perché una volta che il team, prima lo scoprirete, una vostra collega mi diceva posso andarmene via il pomeriggio per problemi, io ho detto guarda, diventa una regola di ingaggio del team. Una volta che siete nel team, quello che decidete voi è quello che conta. L'importante è che sia chiaro però e condiviso. Questo significa che poi quando dovrò interessare altre persone, io spendo tante parole a costo di essere ridondante, perché ogni volta per la mia esperienza di vita, ho sempre il timore che questa cosa non sia, sì vabbè, ci diciamo poi no. Io ho visto
ho appena seguito un progetto analogo in un'azienda dove avevano comunque una dispersione territoriale, dove dovevano fare qualcosa di simile, dove si erano dati dei compiti pur stando tutti lontani. Siccome avevano lavorato benissimo, in modo chiaro sull'obiettivo, sono riusciti a produrre un altissimo valore del progetto. Ma non perché erano dei geni, erano più bravi, ma perché hanno deciso l'obiettivo e il secondo passo, adesione. C'è una grande differenza tra adesione e appartenenza. Adesso, se avessimo tempo vi farei questa domanda, ma siccome su questo tema di linguaggio ci si scontra, ognuno intende una cosa, intende l'altra, purtroppo non può essere interattiva perché non abbiamo tempo, e quindi vi do io la definizione che adottiamo come linguaggio. Voi sapete che uno dei temi quando si lavora sia in un team allargato è settare il linguaggio. L'importante è che dietro a ogni parola tutti percepiscano lo stesso significato. Il tema di oggi di Joseph, cos'è prodotto e cos'è servizio, è importante al di là del fatto che sia vero o meno, ma è importante per darci un linguaggio comune. Questa è l'altra cosa importante. L'obiettivo deve essere chiaro, ma deve essere anche compreso. In compagnia aerea, quella che è qua a fianco, il tema della comprensione è un tema vitale. Quindi ogni pezzo dell'equipaggio non fa un'azione se non è sicuro che l'altro abbia compreso. Quando il comandante dice porte chiuse, finché non sente quell'altro che dice porta chiusa, eppure basterebbe voltarsi, no? Ma guarda, lo vedi, sei chiusa, adesso no, però il tema è, l'obiettivo deve essere chiaro, ma io devo essere sicuro che chi è coinvolto nel progetto non lo capisca, ma lo sappia ridire, quello che diceva ieri, no? Ridirlo con parole tue. Quindi la comprensione è diversa. La comprensione ci porta al secondo tema, l'adesione. Allora, la differenza tra appartenenza e adesione, dal nostro punto di vista, è che l'appartenenza è qualcosa un po' statica. Io ho deciso di appartenere a un gruppo, voi siete qua, avete deciso di appartenere qua perché siete entrati. Non è detto che voi aderirete da qua fino a ottobre. L'adesione è rinnovata momento per momento. Quindi quando io conduco un team, quando io lavoro nel team, quando io devo allargare le persone, non mi basta l'appartenenza, ma ho bisogno dell'adesione, cioè dell'ingaggio. Anche con i clienti è la stessa cosa, no? Uno compra un servizio, mi ha già dato i soldi, ma per essere sicuro che torni, che parli bene di me, io devo rinnovare l'ingaggio momento per momento. Quindi facciamo una grande distinzione. Non mi interessa niente di avere persone che semplicemente appartengono al mio progetto, quindi sia per i membri del team, sia per tutti gli attori che dovrò coinvolgere. Mi interessa che aderiscano, quindi che abbiano chiaro l'idea e la condividano. Sempre. Perché l'appartenenza significa che una volta mi hai convinto, poi tutto sommato per inerzia ci sono, ma un po' lavoro, un po' no. Ecco, un team dove ha 3 persone che aderiscano perché credono e portano avanti tutto il lavoro con la loro massima energia, e 3 persone che appartengono semplicemente perché sono lì, perché quel giorno, oggi siamo il 19, perché il 19 si sono trovati a sedere a un tavolo, ma dopodiché il loro entusiasmo scema, allora quella appartenenza a me non serve a niente. Non mi serve a niente, anzi è addirittura un peso. Quindi o l'appartenenza si trasforma in adesione oppure un'appartenenza sterile. Sì, siamo in 6, ma quanti? Il gruppo, in 6 apparteniamo a questo gruppo, quanti aderiscono? Il ristoratore che è funzionale, qua banalizzo, scusate, perché il ristoratore che è funzionale al mio prodotto appartiene o aderisce? Appartiene significa che apre e mi applica la convenzione che io ho deciso. Aderisce significa che se io arrivo e faccio capire che sono quello mandato da quel progetto, lui un posto me lo trova. Appartiene e mi dice: guarda, è vero, io sono nella convenzione, ma oggi non c'ho posto, arrivederci e grazie. Quella è l'appartenenza formale, appartengo a un circuito. L'adesione è che faccio sì che quel circuito viva e quel circuito replichi la sua energia. Quindi faccio un progetto, obiettivi e adesione. È chiaro, e per questo insisto sull'obiettivo. Se io non so bene a cosa devo aderire, difficilmente ci aderisco.
Se io non ho capito cosa tu vuoi da me veramente, ma io posso far finta, posso intuirlo, mi piaci, mi sei simpatica, non riferisco, mi piaci, mi sei simpatica, mi ispira l'idea, vengo lì, poi vedo. No, quando faccio un team di lavoro io non ho bisogno di persone che vedono, ho bisogno di persone che facciano. Per fare devono capire esattamente. Terzo passaggio, quando io ho chiarito cosa mi serve, so chi c'è dentro e chi c'è fuori, perché anche qua e a me dispiace perché sono stato direttore personale, quindi sono per definizione nella categoria di quelli carogne, però a volte bisogna esserlo, nel senso che bisogna essere chiari il tema dell'interdipendenza. Se qualcuno non è funzionale a quel progetto, qualcuno glielo deve dire, guarda, mi dispiace, se non aderisci con tutto te stesso, arrivederci e grazie, perché il suo non lavoro condiziona il mio. Se io devo fare un progetto da qua a ottobre, i tempi sono corti, un progetto che abbia senso, perché se devo fare un progetto che non abbia senso, noi siamo qua, ci divertiamo, mangiamo le pizzette e va bene, però l'obiettivo nostro è avere un progetto che abbia senso e che non è che abbia il premio di Cara Sardegna, ma poi diventi realtà. Allora, in un tempo così breve, per fare un qualcosa che diventi realtà, che vada a cambiare il sistema di cui abbiamo parlato ieri, ha bisogno di solo persone che aderiscano. Una volta che ho capito chi c'è e chi non c'è, devo capire quali sono le capacità. Capacità è un termine che noi usiamo ampio per dire capacità, ci sono le competenze e gli strumenti. Quindi so cosa voglio, chi c'è lo vuole con me, tutti vogliamo la stessa cosa, quelli a cui allargo questo progetto lo vogliono, quindi non ho un ristoratore che gli interessa solo essere sulla mia brochure, o quello che mi risolve il problema quando ce l'ho, perché finché non c'è il problema siamo tutti bravi, no? Quindi quando ho un overbooking, quel ristoratore è parte del mio progetto e con me concorre a risolvermelo quell'overbooking. Questo significa adesione. Gli strumenti, di cosa ho bisogno? Dal banale, una pagina Facebook, così ci troviamo, un Yammer piuttosto che una parte social, al quali sono gli attori esterni che devo includere e dei quali devo avere l'adesione. Quindi faccio un prodotto enogastronomico, mi serve qualcuno che faccia il vino o che sappia di vino. Banalizzo, lo so che i prodotti sono più complessi, però. Quindi quando faccio un progetto, devo anche iniziare a pormi il problema una volta che ho stabilito le regole di ingaggio. Quindi per l'adesione è importante le regole di ingaggio, no? Ci diamo un appuntamento ogni 15 giorni, ce lo diamo ogni 6 mesi. Chi fa che cosa? Stabilirlo prima, perché così diventa anche una cosa, l'adesione diventa una cosa oggettiva. Perché se io incomincio a pensare che l'adesione è tu mi sembri preso, tu mi sembri un po' poco attratto, così non risolvo niente, siamo sempre nel tema del giudizio. Io devo decidere che cosa vuol dire adesione. Adesione vuol dire che ogni 15 giorni ci diamo l'appuntamento e ognuno deve fare qualcosa. Se è questo, chi aderisce lo fa, chi non aderisce non lo fa. Poi che lo faccia col sorriso o meno entriamo nel giudizio. Scusate, banalizzo, ma per far capire, le regole di ingaggio sono importanti perché mi definiscono chi aderisce o no, in modo oggettivo. Perché quando vado sul giudizio entro in un terreno abbastanza spinoso e paludoso dal quale difficilmente esco e tra l'altro non mi serve a niente. La differenza tra dire è una persona gentile o una persona che saluta tutti i giorni. Allora, gentile può essere di sì, di no, per me è gentile, per me no. Saluta tutti i giorni, lo vedo o non lo vedo. Quindi la regola di ingaggio deve arrivare a definire i comportamenti che io posso vedere o non vedere. La lista delle capacità significa cosa mi serve e cosa devo fare per. Una volta definite queste 3 cose, comportamenti e il piano d'azione. Quali sono le azioni che mettiamo in atto? Nel team o fuori dal team? Ci sono tanti cicli ovviamente in un progetto, c'è un ciclo per noi e un ciclo per le persone esterne coinvolte, vi è chiaro questo? Però io devo sempre avere in mente questi passi. Non posso avere i comportamenti se non so a cosa mi servono, chi li fa e in che modo ho deciso di farli e quali strumenti mi servono per farli. Sto scoprendo l'acqua calda, però metterli in sequenza
è importante. Risultati, quindi io quando farò un progetto devo dire quali sono i risultati che mi aspetto e come li misuro. Perché anche questo è importante, definire qual è il risultato che io posso dire, ok, voglio aumentare le notti per persona. E il mio risultato, come lo misuro? Quindi decido quale riferimento prendere. Perché come succede nelle aziende, quando si fa la quantificazione dell'organico, e ho parlato con tanti colleghi, la quantificazione dell'organico è un numero che non torna mai, perché ognuno ha i suoi riferimenti. Il part-time lo conto, non lo conto. Allora, banalmente, ogni volta che io attacco un risultato atteso, devo dire come lo misuro. Parlo voglio clienti più soddisfatti? Mi va benissimo, però mi dovete dire come lo misurate. Se non trovate un modo di misurare quella grandezza che vi siete posti, è una grandezza che non serve. Perché entriamo nel campo delle soggettività. In un team più soggettività entrano, più diventa difficile portare avanti un lavoro. Quindi la soggettività va benissimo, però poi deve essere ricondotta a comportamenti. Diciamoci che siamo tutti gentili, va benissimo, vorrebbe vedere il contrario, però traduciamo gentili. Perché per ognuno gentile vuol dire ti telefono ogni tanto, per uno gentile vuol dire se c'è una scadenza rispettiamola. Quindi tradurre i risultati attesi in come lo misuro. Ultimo pezzo, che è quello che abbiamo aggiunto noi, sono gli effetti sociali. Nel senso, gli effetti sociali è che cosa succede attorno al mio prodotto. Banalizzo, voglio incrementare le presenze in un albergo, che cosa succede nel paese attorno a me? Qua va valutato perché se produco esternalità positive o esternalità negative. Quindi il mio progetto deve portare a un risultato non solo diretto, i primi numeri che vado ad aumentare sul mio progetto, ma deve possibilmente aumentare il benessere della comunità che sta intorno a quel progetto. Per il tema tutto torna rispetto a quello che dicevamo ieri, stamattina, che poi è il territorio che deve parlare bene per noi. Quindi il progetto sarà sposato dalla comunità se gli porta un vantaggio. Quindi i risultati in realtà, risultati e effetti sociali sono la stessa cosa, solo che i primi sono quelli direttamente espressi dal progetto, i secondi sono quelli che vengono un po' dopo. Porto tante persone in un luogo, benissimo, quelle tante persone che vantaggi portano o che svantaggi? Perché se vedo che mi portano svantaggi non è che torno indietro, semplicemente mi accorgo prima di cosa fare per gestire quegli svantaggi. Quindi non è che arrivato qua scopro che, porca miseria, no, ho sbagliato tutto, rifaccio il progetto. No, il tema della consapevolezza fa la differenza tra un successo e un insuccesso. Quindi se io li calcolo prima gli effetti sociali, se sono positivi li valorizzo e quindi spiegherò a tutti quali vantaggi indiretti il mio progetto sta portando. Se sono negativi li gestisco. Grazie Patrizia. Il tema dell'interdipendenza. Perché se io ho un vantaggio e non lo valorizzo è il solito spreco di cui parlavamo ieri. Siamo in un'epoca in cui, come abbiamo detto ieri, questa torta non aumenta, quindi in qualsiasi modo la calcoli, in presenze o in arrivi, non aumenta, quindi io devo valorizzare tutto quello che ho. Quindi il chiudere il cerchio andando a calcolare gli effetti sociali di una mia azione mi serve a non trascurare il minimo particolare e utilizzare il massimo delle mie risorse. Ci siamo? Siete convinti che questo abbia un senso? Almeno un no? Stavolta ci rimarrei molto male. Va bene. Posso andare avanti? Queste, ripeto, slide sono... Quindi oggi dovremo lavorare molto sugli obiettivi e possibilmente sull'adesione del vostro team. Poi prossimamente sull'adesione di tutte le persone a cui vorrete estendere il progetto.
quindi qua va bene, comprensione oltre la comunicazione, l'adesione sì, è decisione scelta, no? Io quando noi facciamo coaching, l'unica condizione che chiediamo ai coach è: tu sei qui perché vuoi essere qui, quindi non perché ti ha mandato qualcuno, ti ci hanno mandato, un altro discorso. Però, quindi i membri del team o i membri del progetto sono nel progetto perché vogliono essere nel progetto, non perché hanno ragioni diverse, perché sennò portano energia negativa. E lì bisogna essere davvero molto determinati. E tu sei qui perché vuoi, se sei qui perché quel giorno ti sei trovato, non c'è nulla di male, le strade si possono separare in qualsiasi momento. Diceva ieri Joseph, i matrimoni che quindi si separano i matrimoni, figuriamoci se un team non può cambiare geometria. Le competenze e miglioro valuto, cosa succede intorno? Sì, ovviamente questo modello si basa sulla responsabilità, ognuno si assume la responsabilità, dalla più semplice, detto io il tempo, faccio io il riassunto, alla più alta, vado a parlare con la regione, ma no, ho messo gli estremi, no, poi può essere non necessario, però voglio dire, metto gli estremi, vi rompo le scatole, se non mi mandate mi assumo io la responsabilità, devo parlare con Mattarella per il governo. Dentro c'è tutto, penso. Quindi, però l'importante è che ogni responsabilità sia tracciata, perché davvero il project management è molto più semplice di quello che sembra. Semplicemente significa non trascurare niente. Quindi ognuno si assume la responsabilità, ognuno porta l'energia, ognuno porta l'attitudine naturale che ha. Si fa prima a sviluppare i propri punti di forza rispetto ad andare a colmare i gap. Io vengo da una cultura, quella degli anni 90, che secondo me ha rovinato tutto, perché è stata focalizzata sui gap, aree di miglioramento. No, io sono stufo. Personalmente sono stufo dei gap, delle aree di miglioramento, di quant'altro. Facciamo prima a valorizzare ciò che abbiamo. Quindi se in un team c'è qualcuno che sa già fare una cosa, perché devo andare a impazzire e dire no, la dobbiamo fare tutti? Se la sai fare tu, la fai tu. Quindi la chiarezza delle attitudini semplifica la vita. Siamo tutti più contenti. Quindi il segreto spesso dei team ben combinati è quando ci sono attitudini, a me piace fare tanto una cosa, a un altro no. Quindi ognuno porta le attitudini. Il linguaggio, ritorno ancora una volta, non lasciate ogni riunione virtuale o reale del team senza essere sicuri che vi siate compresi. Ah no, ma io pensavo che è la morte delle organizzazioni, è la morte del team. Ed è così semplice per dire, bene, da domani cosa facciamo? Ah no, scusa, ma perché dici questo? Ma hai detto quello. No. Quindi spesso si chiama, in gergo, si chiama esito azionale. Ogni riunione virtuale o reale si chiude con un esito azionale. Che cosa facciamo nei prossimi 15 giorni? Sulle azioni è facile comprendersi. Perché magari qualcuno, ma qua, chi è che convoca la prossima riunione? Banalizzo. Chi va a parlare con Mattarella? Non banalizzo. L'importante è essere chiari. Ma io pensavo che convocare la prossima riunione includesse parlare con Mattarella. Chiariamocelo. Poi da domani tutti andremo al Quirinale. Il modello proposto. Allora, qua apriamo una piccola parentesi prima di entrare nella to-do list che seguirà la scaletta che vi ho dato. Sì, con i tempi ci siamo. Secondo noi, che cosa serve per formare un buon team? Abbiamo diviso 2 tipi di azione, l'aggregata e l'individuale. L'individuale è quella che ognuno fa per sé. Allora, consapevolezza, primo le leggo tutte perché sono importanti. Consapevolezza, devo sapere io che cosa mi aspetto. Io sono molto, molto laico in questo, non credo, e questo 53 anni me lo dicono, non credo che qualcuno faccia un qualcosa se non ha un interesse personale, ma con interesse non intendo soldi, interesse di qualsiasi tipo. Mi piace, conosco gente, torno a Cagliari,
un interesse, nel senso proprio ci deve essere. Quindi ognuno deve sapere qual è il proprio interesse. Beneficio, scusa, è vero, interesse è troppo da ingegnere. Qual è il proprio beneficio? Qual è il valore che io mi aspetto? Imparo di più. Alla fine di questo progetto ho imparato qualcosa. Importante chiarire. E quindi è consapevolezza anche di cosa sono disposto a fare per. Questo è una cosa che ogni persona onestamente rispetto a se stesso deve chiarirsi. Perché potrebbe anche dire a me non interessa. Mi è andata bene fin qua, da adesso non mi interessa. Non è né giusto né sbagliato, è semplicemente un atto di consapevolezza. Poi equilibrio individuale. Io non posso aspettarmi di star bene grazie ad altri. Devo star bene con me stesso. Poi, grazie ad altri, è come una casa, no? Una casa ha dei muri che stanno in piedi da soli. Poi assieme a questi due muri si costruisce l'attico. Ma non è che una casa si costruisce con due muri che così, perché dopo diventa il castello di carte. Quindi ognuno deve entrare nel team con una serenità e anche una trasparenza. Quindi non entro un po' sconfortato, le prime 3 lettere sono uguali, sconfortato, ma mi aiuteranno loro. No, la motivazione la devo trovare dentro di me. Avere le competenze, quindi entro in un team e porto delle competenze. Se mi piacerebbe portare delle competenze che non ho, me le vado ad acquisire. Quindi le competenze sono una cosa dinamica, come dice Bauman. Bauman è un po' pessimista, perché Bauman dice appena ho formato quella competenza non vale più. Usciamo da questo pessimismo, però le competenze non sono solo quelle che ho, ma c'è anche una metacompetenza che è come faccio ad acquisirne altre. Quindi porto la mia consapevolezza, il mio equilibrio e le competenze o il mio modo di apprenderne altre. Avere chiaro l'obiettivo e aderire. L'adesione ognuno risponde per sé. Poi c'è un'azione del team building che è aggregata, tutti assieme. Vi sono chiare queste? Vi tornano tutte? Anche se sono un po' responsabilizzanti. Però io non posso aspettarmi da altri ciò che non sono pronto ad aspettarmi da me. Che in italiano contiene qualche errore, ma nel senso, io non posso davvero, è la legge un po' della reciprocità, la quale al di là dei credo religiosi è la legge che regola un po' i rapporti umani. Io devo essere il primo che do quello che poi mi aspetto da altri. Quindi se io mi aspetto che tu venga con la tua consapevolezza, io devo entrare con la mia di consapevolezza. Poi magari grazie a te me la chiarisco, però aggregato, parlarsi chiaramente sempre. Questo non siamo qua per volerci bene, siamo qua per fare un lavoro. Anzi, paradossalmente, se facciamo un bel lavoro ci vorremmo molto più bene. Ma non è che prima mi voglio bene e poi faccio un buon lavoro. No, se faccio un buon lavoro ci vogliamo bene. Se non faccio un buon lavoro, anche le migliori famiglie crollano. Io ho partecipato a un'avventura politica, ahimè, quella di Giannino, naufragata con la sua falsa laurea, però fin quando erano chiare, guarda, è stata un'esperienza per me dal punto di vista organizzativo interessantissima. Fin quando c'era una chiarezza di quello che volevamo, abbiamo fatto delle cose con persone che non ho mai visto incredibili. Appena non si è capito più niente, sono successe cose inenarrabili. Quindi se lavoro bene mi voglio bene, non viceversa. Gestire i propri confini, questo è un tema molto complesso che forse in modo assolutamente azzardato introduciamo qua, però è anche giusto parlarne. I propri confini significa, un po' si ricollega al tema delle attitudini, no? Quello che io faccio nel progetto lo chiarisco, dopodiché è giusto che ognuno rispetti i confini degli altri, che non ci siano invasioni. Se abbiamo detto che tu fai una cosa, fino a quando tu non dimostri di farla in modo sbagliato, quelli sono i tuoi confini. E qua c'è dietro tutto il tema del rispetto, dare supporto ma pensare di dare equilibrio. Ecco, sono due cose diverse, il supporto dall'equilibrio. Io posso supportarti nella ricerca del tuo equilibrio, ma non posso darti equilibrio.
L'equilibrio te lo trovi tu. Questa è un po' la distinzione. Cioè l'equilibrio è un atto individuale, poi io posso con domande, con ascolto, con tutto quello che posso mettere in campo, però occhio alla differenza tra il supporto e l'equilibrio. Quindi nel team ci si supporta, ma poi ognuno deve entrare con la dimensione individuale. È importante perché non devo dare ad altri una responsabilità che non posso assumermi da me. Il supporto c'è, ma poi ognuno deve prendersi in carico l'onere o l'onore di fare qualcosa per se stesso. È chiara questa differenza abbastanza sottile tra equilibrio e supporto? Sono contento. No, non indago perché sennò... Chiarire l'intenzionalità individuale e riuscire a formare un'intenzionalità condivisa. Questo prende quello che ho detto prima nell'azione individuale, se ognuno ha chiaro cosa mi aspetto da questo progetto, e lo dico in modo trasparente, posso arrivare a sintesi tra tutti. Se tutti abbiamo delle intenzionalità individuali, cioè se tutti ci aspettiamo un qualcosa da questo progetto in modo compatibile, allora posso fare sintesi. Se io mi aspetto di far soldi e uno si aspetta invece solo di crescere, probabilmente vado in crash, perché per far solo soldi probabilmente farò una cosa che non mi porta a nessun beneficio. Sto usando veramente i due estremi. Allora è importante chiarire, è importante capire se gli obiettivi di ognuno sono, come si dice, sintetizzabili in obiettivi del gruppo. Quindi uno entra con l'obiettivo individuale, ma poi deve chiaramente apprendere quali sono gli altri obiettivi individuali e decidere se sono compatibili o meno. Altra azione aggregata, stabilire in modo trasparente le regole di ingaggio, quello che dicevo prima. Diamoci un protocollo di intesa, anche semplice, anzi più semplice è meglio è. Ultimo, è quello che ho ripetuto più volte, allontanare in modo chiaro e trasparente chi non aderisce a pieno. Con la bontà non si va da nessuna parte in un team working. Il team. Per questo è importante, se io ho stabilito assieme, allora nei progetti io dico sempre una roba, è bene parlare di soldi quando i soldi non sono sul tavolo. Quando io inizio un progetto che avrà un ricavo dei margini, è utile definire come ce li dividiamo quando non ci sono. Perché se inizio a discutere i soldi con i 100 euro qua, allora diventa... Quindi le regole di ingaggio, se io le faccio all'inizio, dopo diventa facilissimo stabilire chi non aderisce, ma diventa anche un'opportunità per spiegarsi. Dico, guarda, mi sembra che tu non stia aderendo, scusate il termine. Questa persona può dirti perché me lo chiedi, dimostramelo, oppure ti dimostra che non è vero. Allora, le regole di ingaggio definiscono in modo abbastanza oggettivo chi c'è e chi non c'è. Ci siamo tutti? Allora, oggi, qual è il lavoro che chiederemo oggi? Con le regole di formazione del team di cui vi dicevo. La prima cosa è il patto tra voi, ovvero le regole di ingaggio tra i membri del team. Chi fa che cosa, quando, risultati attesi. O meglio, prima definite perché siamo qua, cosa vogliamo, il titolo del progetto, ognuno dice che cosa si aspetta il progetto, poi definisce il cosa e il come. Quindi oggi lavoreremo partendo da un titolo che magari qualcuno ha in testa e proverà a condividerlo con membri del team, o magari non ce l'ha e lo formerete, e dopo questo titolo deve essere declinato in bene, quindi questo progetto si propone di e come noi lo portiamo avanti. È chiaro anche questo, guardate che queste sono cose molto semplici, ma se non si fanno bene queste non si va da nessuna parte. Quindi chi stabilisce chi c'è dentro o no, lo stabilite voi quando vi date le regole. Perché un team può dire, a me non me ne frega niente che uno non sia puntuale. Lo stabilisce il team, no, non è un problema. Se il team riesce a gestire questa cosa, chi dice che è sbagliata? Nessuno.
Adesso ci arriviamo. Il leader però, occhio che sto parlando, ragazzi, due termini: intenzionalità condivisa. Quello che io voglio, ma quello che io voglio in funzione di quello che vogliono gli altri, arrivando a una sintesi. Quindi entro con cosa voglio io in modo trasparente, dopodiché decido se quello che voglio io è compatibile con quello che vogliono gli altri. Qua non è tanto un tema di leader, perché alla fine se un gruppo fatto da 6-7 persone, ognuno è leader, perché ognuno può decidere ci sto o non ci sto. I puntini sono perché ognuno poi deciderà che cosa mettere a comune e cosa decidere. Quindi oggi lavoreremo su questo. Una volta deciso questo, iniziamo a vedere quali sono le persone per le varie attività. Questo io ho messo questa storiella perché mi piace molto, perché serve non tanto per il team, ma servirà quando voi andrete in giro a chiedere. Una volta, cioè, il maiale e un pollo si trovavano per strada e il maiale disse al pollo: ehi, perché non facciamo un ristorante assieme? E il pollo dice: buona idea. E il maiale disse: come lo chiamiamo? Il pollo disse: bah, chiamiamolo Bacon and Eggs. Allora il maiale disse: col cavolo. E fa: perché? Perché tu vivi, io no. Questo mi serve a capire che anche nel team, per ogni attività, le persone possono avere due ruoli a seconda del momento. Alcune sono molto coinvolte, come il maiale nel caso di Bacon. Altre sono semplicemente scusate, alcune sono committed, sono veramente dentro, ci mettono, altre invece sono coinvolte. Anche qua è sempre bello, cioè opportuno essere chiari a seconda della fase, ma vale secondo me un po' quando vado a estendere il team. Mi serve un maiale, nel senso mi serve un qualcuno che creda nel progetto ed è assoggettabile alle stesse regole di ingaggio dei 6 fondatori, o mi serve semplicemente uno che mi fornisca un qualcosa e può avere un legame un po' più blando? Quindi questa qua, io adesso sto facendo un elenco anche abbastanza veloce di cosa serve un progetto, però questa categorizzazione secondo me è la sintesi che vi permetterà di capire a che titolo state chiamando una persona dentro il team oppure no. Una volta definito l'obiettivo, una volta definita la squadra e definito se siete maiali o siete polli, andremo a definire quello che, e non so se ce la faremo oggi, però sarà probabilmente un compito più avanti, a definire quello che per noi è il ground, ovvero come si declina un obiettivo. Ground, che l'abbiamo preso dal nostro tema chiave, significa che una volta, ve lo faccio come esempio, ad esempio, se io ho come obiettivo scrivere un libro per promuovere un nuovo tipo di approccio alla compliance, l'ho fatto, quindi è un esempio mio. Questo obiettivo, che è il titolo del progetto, l'intenzionalità condivisa, che si porta dietro tutte le regole di ingaggio di cui abbiamo parlato prima, che è quello che dovete discutere o oggi o comunque come primo step, e non passate a questo se non avete fatto chiaro il primo step, significa che devo iniziare con la G di goal a definire cosa mi serve. Nel caso del libro, in quel caso l'attività è: definisco un indice, definisco gli autori, definisco l'editore e promuovo il libro. Quindi è un esempio banale, il primo goal sono i goal che mi attendo. La G di ground è goal. Quindi una volta definito il progetto, vado a dire quali sono le attività. Reality. E quindi understandable mi dice se il goal l'ho capito oppure no. Lo faccio vedere persona, gli faccio vedere: senti, se questo è il titolo del progetto, queste sono le prime 4, 5, n attività, ti tornano? Ne manca qualcuna? C'è qualcosa in più oppure c'è qualcosa di inutile? Reality, dove mi muovo? Questo è un altro pezzo importante per il vostro progetto, perché è per quello che l'abbiamo chiamato ground, perché il progetto... Mi abbasso? Queste slide le avete, voi? Dopo le avrete? Sì. Non ho capito, ma va bene. Reality. Dove mi muovo? Faccio un progetto in un territorio ostico, faccio un progetto in un territorio amico. Metto sempre i due estremi. Quindi mi muovo, faccio un progetto di
enogastronomia in un posto dove ci sono solo ulivi. Quindi vado, sì, mi permette di tornare, perché la reality è il primo passo per dire, è la prova del 9. Quello che io ho detto, in che realtà si muove, la posso gestire o no questa realtà? Poi, obstacles and options. Quali sono gli ostacoli che affronterò? Quindi definisco l'attività, in che realtà mi muovo, quali sono gli ostacoli che affronterò e quali sono le opzioni per superare gli ostacoli. Quindi in una fase progettuale queste cose devo. Poi è chiaro che questa cosa qua è dinamica e si aggiorna, però è uno schema che ogni volta mi fa da riferimento, mi serve per capire se sto considerando tutto quello per fare un progetto che sia grounded, che sia realizzabile. Vi è chiaro anche questo? La U di unexpected, che cosa può cambiare e quale differenza è? Faccio un progetto con una burocrazia regionale che è un ostacolo. L'opzione è mi prendo un esperto della burocrazia. Unexpected, il presidente della regione muore, mi cambia la cosa, mi cambia lo scenario. Quindi la differenza tra ostacolo e unexpected, mi arriva un'estate piovosa. Questo è un qualcosa che fa parte dell'ineluttabile. Allora, se io lo so prima, posso attrezzarmi. Quindi, mentre l'ostacolo è qualcosa che vedo, che esiste già, l'unexpected è qualcosa che potrebbe succedere, ma al momento attuale non c'è. E probabilmente è poco probabile, ma è possibile. Network. Network è un altro punto importante. Su chi mi posso appoggiare per fare questo progetto? Qual è il mio network? Quindi immaginare tutte le persone o gli enti o le risorse che esistono che possono servire a portare avanti questo progetto. Di development, in questo caso era vendo l'idea. Quindi alla fine, quando ho compilato tutte le ground, dico bene, cosa ci faccio? Uno potrebbe essere vado in banca a chiedere un finanziatore, uno potrebbe essere vado in regione, uno potrebbe essere lo dico a 20 persone. Quindi quando ho in mano questo documento banalmente cosa faccio? Quindi questa è la prima parte e mi fermerei qui perché dopo qua dentro c'è tutto. Quindi oggi andiamo a definire il titolo del progetto, le vostre regole di ingaggio, cosa vi aspettate ognuno e quindi che cosa la sintesi, se ce la fate, se no prossimamente vi daremo noi un calendario di cose da fare, quindi vi seguiremo da qua a ottobre, non vi lasciamo in remoto, tramite loro vi diremo questa è la scadenza, entro questo ci presentate un ground. Ma come funziona? Da quando iniziamo fino alle 16 massimo, ognuno lavora da solo. Dalle 16 ogni gruppo avrà 5 minuti, 5 perché noi dobbiamo prendere l'aereo, ma 5 minuti perché al di là del nostro aereo, perché 5 minuti permettono di, come abbiamo visto ieri, di raccontare che cosa avete deciso nel lavoro del pomeriggio, di raccontare agli altri perché serve a capire se qualcuno ha pensato allo stesso progetto, e allora ci possono essere delle sinergie, comunque avere una panoramica di che cosa fanno gli altri. Quindi fino alle 16, da quando iniziamo fino alle 16, dalle 16, 5 minuti ogni gruppo sceglie uno che viene qua e lo racconta, senza slide e niente, lo racconta in modo informale ma dando le informazioni che ritiene necessarie agli altri gruppi affinché ognuno faccia meglio il lavoro. Quindi dico, per me, se io racconto questo agli altri gruppi, a loro potrebbe essere utile per scelta vostra. Tutto chiaro? Voglio 6 persone che vengono qua. Chi si offre volontario? Vieni. 1. Ne mancano 5. Un altro capogruppo. 2. Ne mancano 4. Se no li prendo io, 3. 4. 4, ne manca una. Tutti rialzata. Ne manca uno.
Dai, su. 1. Oh. 6. Benissimo. Quando torneremo troveremo 6 tavoli. Voi vi sedete ai 6 tavoli e fino a 6/7, perché così accettate iscrizioni. All'8° rimandateli da un altro. Vi è chiaro? Tutto chiaro? Noi saremo qua con voi e tutte queste informazioni le useremo con voi. Buon pranzo, ci vediamo 2:15. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.